Tagliava l'erba accanto alla pista ciclabile che corre lungo via Martiri della Libertà a Costa Bissara, quando il piccolo trattore che stava guidando è scivolato all'interno del canale, poco prima delle 13. Forse un malore o una fatale distrazione, non c'è stato nulla da fare per Antonio Fabris, 64 anni, che non è riuscito a liberarsi. Dipendente comunale da sempre, operaio esperto, stava lavorando alla manutenzione. Sarebbe andato in pensione a breve, lascia le lacrime e lo sgomento tra chi con lui ha lavorato per anni. È un dipendente del comune, sì, è stato assunto alla fine degli anni Ottanta e è stato assunto anche in una mia prima amministrazione appunto ai fine degli anni Ottanta. Però non le dico altro perché sto vivendo un dolore tremendo perché avevo anche instaurato un rapporto umano con Antonio Fabris anche particolare perché aveva avuto una vita tribolata. Avevo instaurato un rapporto anche speciale con lui. A chiamare i soccorsi un automobilista che si è accorto del trattore riverso in acqua e ha allertato il comune. Sul posto è arrivata una pattuglia della polizia locale. Non ha esitato uno degli agenti a lanciarsi nel tentativo disperato di salvare l'uomo, il collega. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo da parte del personale sanitario. L'hanno rianimato per un'ora, non c'è stato niente da fare. Il mezzo è stato recuperato dai vigili del fuoco.